Città di Amelli, un uomo di 56 anni ha coltellato a morte la madre novantenne e poi si è tolto la vita. Il dramma nella loro abitazione. Incidente gravissimo questa mattina lungo la statale Valsugana nel centro di Rosà. Un'anziana suora è stata investita e uccisa da un camion mentre stava andando a messa. Operazione antiterrorismo della Digos di Napoli, 5 le ordinanze di custodia cautelare, perquisizioni anche nella Marca e nel Veronese. Paura oggi al Tronchetto a Venezia quando due mezzi ACTV si sono scontrati, tra le cause la fitta coltre di nebbia, feriti 3 dipendenti ACTV, uno finisce al pronto soccorso. Ennesimo schiaffo di Roma agli enti locali veneti in affanno, le province dopo la ripartizione dei trasferimenti dallo Stato. Solo per Treviso mancano quasi 4 milioni di euro, 30 per tutto il Veneto. Emergenza migranti, il sottosegretario Molteni chiama il presidente ANCI Veneto per fare il punto sulla situazione. Conte ribadisce che l'accoglienza non può ricadere sulle spalle delle comunità locali. Trento e Canazei sono pronti a rimuovere il divieto di accesso al ghiacciaio della Marmolada e impianti verso l'apertura. Tutto accadrà entro la fine di questa settimana. Non si placa la polemica sull'influencer padovana che si è fatta togliere le tube per non rimanere incinta. Un medico spiega perché avrebbe rifiutato l'intervento alla paziente. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque lo avete sentito dai titoli, ma in primo piano però il sondaggio che vogliamo proporvi questa sera ed è gas, lo vedete ora, gas trivellare anche in Veneto, se siete d'accordo lo vedete in sovraimpressione i numeri, lo 0422 1626 691, se invece non siete d'accordo componete lo 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. E dunque l'avete sentito dai titoli, in primo piano anche la cronaca con la tragedia a Pellagai, piccola frazione di Borgo Valbelluna. Un operaio di 56 anni ha ferito a morte con un coltello l'anziana madre. A fare la scoperta un familiare che non vedeva i due rincasare dopo l'abituale passeggiata mattutina nei dintorni dell'abitazione. I due corpi giacevano sul pavimento del magazzino di fronte alla casa, non molto lontani l'uno dall'altro. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri accorsi sul posto, l'uomo avrebbe prima ucciso la donna con un fendente all'addome e poi si sarebbe tolto la vita utilizzando lo stesso coltello. Non sono chiari i motivi che hanno scatenato il delitto. Sul caso sta indagando la procura, che probabilmente disporrà le autopsie. Le salme sono state affidate ai carri funebri per il trasporto nella sala mortuaria dell'ospedale. E dramma questa mattina lungo la statale Valsugana nel centro del comune di Rosà, dove un'anziana suora è stata investita da un mezzo pesante mentre stava andando come sua abitudine alla messa. In tilt la strada per i rilievi, sotto shock la comunità dove suor Ferdinanda Ferraro era molto conosciuta. La suora che attraversa la strada, un camion che sta passando. Il dramma lungo la statale 47 Valsugana nel centro di Rosà. Suor Ferdinanda Ferraro, 87 anni, esce dall'istituto Palazzolo delle Suore delle Poverelle di Buonora. Nello stesso istante da Bassano sopraggiunge un auto articolato. Suor Ferdinanda usciva da questo cancello tutte le mattine per recarsi alla messa delle 8. Erano le 7:20 quando, fatti pochi passi, ha tentato di attraversare la Valsugana proprio sulle strisce pedonali. Tutto avviene in pochi secondi. Il camion investe la religiosa e prosegue la sua corsa. Suor Ferdinanda Ferraro resta sull'asfalto priva di conoscenza. Subito la notizia arriva nell'istituto, dove vivono 25 suore, 45 anziani e 135 persone disabili in situazione di gravità. Tra le prime ad uscire Suor Daniela Giovanelli, responsabile della comunità religiosa di Rosà. Andava in chiesa un po' prima rispetto alla messa delle 8, perché stava lì in chiesa a pregare un po', e ci siamo salutati, ho detto vengo dopo, perché dopo l'avrei raggiunta, e dopo 5 minuti mi hanno chiamato qui dalla portineria che era stata investita proprio qui davanti al cancello, e sono corsa subito. Stavano rianimandola perché casualmente passava un'ambulanza, si è fermata a soccorrerla.
L'hanno rianimata ma non si è ripresa per niente proprio. A condurre le indagini la polizia locale di Rosà sul posto con i colleghi di Tezze sul Brenta. La Valsugana viene chiusa per 2 ore, si inizia a cercare il camion. Grazie alle telecamere attive nel centro di Rosà e alle immagini registrate da quelle di alcuni privati, il mezzo pesante viene individuato. Dalla targa si risale a un camion polacco fermato a Fontaniva. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Dopo i rilievi il corpo di Suor Ferdinanda, nata a Rosà, viene portato all'obitorio dell'ospedale di Bassano. Nell'istituto Palazzolo, la sua casa per gran parte della vita, regnano il silenzio e la preghiera. 24 suore adesso siete. 20. Mancherà oggi. Mancherà perché un po' perché era sorda, quindi bisognava ripeterle le cose ogni volta a tavola così, e un po' perché era una persona molto semplice, molto serena, proprio solare, ecco, non si portava dietro l'amarezza dei suoi anni. Blitz antiterrorismo della Digos di Napoli, perquisizioni anche in Veneto. Perquisizioni anche nel Veronese e nel Trevigiano da parte della Polizia di Napoli, che ha smantellato una cellula campana dell'ordine di Aga, il movimento spirituale di matrice neofascista. Nella Marca perquisizione domiciliare personale di informatica nell'abitazione di un uomo non indagato che avrebbe avuto contatti con uno degli arrestati. L'operazione coordinata dalla Procura Partenopea ha visto impegnati gli uomini della Digos, della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione con il servizio di polizia postale e ha portato a 5 ordinanze di custodia cautelare, 4 in carcere e una con obbligo di presenza. Un sesto elemento sarebbe latitante in Ucraina. Secondo gli inquirenti avrebbero avuto l'intenzione di progettare attacchi a caserme e obiettivi civili con lo scopo di sovvertire l'ordine democratico. Una trentina complessivamente le perquisizioni nelle case degli associati al movimento. Molti di essi si erano addestrati all'estero nel combattimento corpo a corpo e avrebbero avuto contatti con frange estremiste come il battaglione Azov, conosciuto per la sua partecipazione alla guerra in Ucraina. Paura oggi al Tronchetto a Venezia quando 2 mezzi ACTV si sono scontrati. Tra le cause certamente la fitta coltre di nebbia, feriti 3 dipendenti ACTV, uno è finito al pronto soccorso. La nebbia fitta e densa di questa mattina ha creato un vero e proprio muro tra da una parte il ferribotto diretto verso l'approdo e dall'altra il vaporetto che usciva dalla Darsena al Tronchetto e diretto verso il cantiere a Pellestrina. Un muro di nebbia è diventato visibile tra i 2 mezzi soltanto quando all'improvviso si sono scontrati in mezzo alla laguna con un bilancio di 3 feriti, di cui uno è ricorso alle cure del pronto soccorso di Mestre. Sono entrati in collisione, il ferribotto non ha subito alcun danno ed è tuttora in servizio, quindi non c'è stata nessuna interruzione del servizio. Il vaporetto è stato ricoverato qui in Darsena al Tronchetto, ha danni alla cabina passeggeri, non allo scafo, e attualmente stiamo cercando di capire esattamente la dinamica. Incaricata delle indagini è la Capitaneria di Porto di Venezia. A bordo del vaporetto c'erano 6 persone, 6 nostri collaboratori, uno di questi precauzionalmente è stato trasferito al pronto soccorso, non ha assolutamente nulla di grave, sta facendo degli accertamenti perché era caduto per terra, però per il resto gli altri 5 stanno bene. Tanta è la paura visto il forte impatto, specie tra gli automobilisti a bordo del ferry, pesanti danni al vaporetto che aveva il radar attivo e stava virando per prendere il canale secondario. Per accertare la dinamica aperta un'inchiesta amministrativa. Causa dello scontro è da imputarsi alle condizioni meteo? Ma sì, quasi sicuramente sì, ripeto, adesso c'è un'indagine in corso da parte della Capitaneria i cui esiti attenderemo e cercheremo di valutare anche noi e fare le nostre valutazioni. L'incidente in cui ieri pomeriggio ha perso la vita Francesca Penzo porta il sindaco di Chioggia a porre nuovamente l'attenzione sulla pericolosità della Romeo. L'ennesimo incidente stradale dove questa volta a perdere la vita è stata una giovane madre, una maestra stupenda, la maestra Francesca, madre di 2 figlie. Un'altra vita spezzata lungo la Romea. Ieri pomeriggio è morta Francesca Penzo, maestra elementare 48enne residente a Chioggia. A bordo della sua utilitaria è andata a scontrarsi con un tir, un impatto che non le ha lasciato scampo.
Prima lo scontro lieve con un'altra auto proveniente dal senso di marcia opposto, poi col tir, frontalmente all'inizio, finendo poi nella parte posteriore del mezzo girando su se stessa, in un groviglio di lamiere. L'auto era piena di libri. Probabilmente l'insegnante stava tornando da scuola. Da pochi mesi era diventata di ruolo a Porto Tolle. L'ennesimo incidente che pone l'attenzione sulla pericolosità di quella strada. Alla famiglia di Francesca vanno le nostre più sentite condoglianze. Ho sentito anche il sindaco di Porto Tolle, dove prestava servizio come maestra dell'asilo, e purtroppo bisogna fare veramente una seria riflessione anche su questa strada. Ora come sindaco farò un censimento di tutti i comuni che vengono attraversati da questa statale 309 Romea, così da fare come sindaci fronte unico con sindaci e regioni, e poi chiedere al ministro, ovviamente alle infrastrutture e trasporti, di pensare, di progettare un percorso alternativo e veramente parlare di questa Romea commerciale. Ed ora torniamo a Mel, dove vi ricordo un uomo di 56 anni ha coltellato a morte la madre 90enne. Ci colleghiamo subito con la nostra Tiziana Bolognani che si trova sul posto. Tiziana, buonasera. Sì, buonasera Daniela. Come hai detto tu, una tragedia davvero inspiegabile. È accaduta questa mattina attorno a mezzogiorno e mezzo. Il figlio Aurelio Monestiero, operaio di 55 anni, per motivi sconosciuti ha aggredito la mamma Antonia Schiocchetta di 88 anni, l'ha aggredita brandendo un coltello, l'ha colpita all'addome e il colpo non ha lasciato scampo all'anziana donna che si è accasciata a terra priva di vita. Poi l'uomo ha rivolto verso se stesso la stessa arma e verso la gola e si è praticamente ucciso, si è tolto la vita in questo modo. L'uomo stava lavorando in un magazzino prosticente l'abitazione della mamma a Pellegai di Mel, frazione di Borgo, del comune di Borgo Valbelluna. Non sono chiari i motivi per i quali sia accaduto questo fatto, perché la famiglia risulta essere una famiglia apparentemente normale. A trovare i due corpi riversi a terra all'interno proprio di questo magazzino è stata la sorella di Aurelio Monestier, che non vedendo la mamma rientrare dalla passeggiata si è allarmata, si è recata a casa e si è trovata di fronte a questa scena di grandissimo dolore. Ha chiamato immediatamente il 118, il 118 si è poi rivolto ai carabinieri del reparto operativo di Belluno, che sono arrivati a Pellegai, nella frazione di Pellegai, assieme ai colleghi della stazione di Melle e della compagnia di Feltre. L'uomo risulta essere sposato e padre di due figli. Sembra che la moglie e i due figli siano arrivati lì nella casa dove è accaduto, dove si è consumata questa tragedia. Sul fatto naturalmente la procura ha aperto un fascicolo, probabilmente saranno disposte le autopsie. Non sono chiari, come vi dicevo, i motivi che hanno scatenato questo delitto e naturalmente le indagini sono in corso. Questo è quello che vi posso riferire fino a questo momento. Grazie davvero Tiziana, grazie, buon lavoro. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, ovviamente ulteriori notizie riguardo a questo omicidio-suicidio nel corso del telegiornale di Treviso a partire dalle 19:30. Ennesimo schiaffo di Roma agli enti locali del Veneto, ad essere in affanno le province dopo la ripartizione annuale dei trasferimenti dallo Stato. Solo per Treviso mancano all'appello quasi 4 milioni di euro, 30 per tutto il Veneto. Così salta la programmazione, afferma il presidente Marcon.
225 sono i milioni stimati, anzi testati, di minori entrate per le province a livello nazionale e 20 sono i milioni che sono stati stanziati, quindi meno del 10%. Per quel che concerne la provincia di Treviso, le minori entrate sono circa 4 milioni e 300 mila euro e sono arrivati 379 mila euro. Il decreto è del 23 settembre, ma i numeri ufficiali sono stati comunicati solo nelle scorse ore. L'ennesimo schiaffo alle province arriva dal Dipartimento per gli Affari Interni del Viminale con la pubblicazione del riparto di quei fondi che dovrebbero servire a compensare la riduzione del gettito derivante da immatricolazioni e RC auto, che restano le fonti principali di finanziamento. I soldi per le province arrivano sostanzialmente dal mercato dell'auto. Con la crisi di questo settore noi ci troviamo a non avere i soldi che ci servono per garantire i servizi di minima. Per Marcon, che è anche presidente dell'Unione delle Province del Veneto, si tratta del punto più basso mai toccato dopo il famigerato 2014, quando con la riforma del Rio gli enti vennero svuotati di risorse e competenze, trasformandosi in organi di secondo grado. Va da sé che non si riuscirà a chiudere o a rispettare alcuni impegni programmatici presi in fase di bilancio previsionale. Ora attendiamo che il nuovo governo in qualche modo prenda atto di questa situazione e che vi metta mano. Solo per la provincia di Treviso mancano all'appello circa 3 milioni e 900 mila euro, a rischio principalmente i cofinanziamenti in edilizia scolastica e sicurezza stradale, con buona pace dell'aumento di incidenti registrato anche negli ultimi mesi. L'ordine di grandezza è simile da Belluno a Verona. In tutto le province del Veneto avrebbero un fabbisogno di quasi 30 milioni di euro, ne riceveranno 2 milioni e 600 mila. Se siamo chiamati a fare programmazione su strade ed edilizia scolastica, non possiamo essere condizionati dall'andamento del mercato dell'automobile. Emergenza migranti, il sottosegretario Molteni ha chiamato il sindaco di Treviso, Conte, per fare il punto sulla situazione nella Marca e in Veneto. Conte ribadisce che l'accoglienza non può ricadere sulle spalle delle comunità locali. Accoglienza profughi. Dopo l'arrivo all'ex caserma Serena di una decina di migranti pakistani, con i numeri di presenze che qui all'ex Zanusso di Oderzo hanno ripreso a lievitare, la Marca è ritornata al centro di un'emergenza, tanto che il sottosegretario all'interno Nicola Molteni ha chiamato nelle scorse ore il sindaco di Treviso e presidente dell'Anci Veneto Mario Conte. Intervenuto duramente quest'ultimo sul tema, quello dei migranti non è un problema che deve gravare sui comuni, ha detto, già in seria difficoltà in questo momento. Ho fatto presente che il Veneto e Treviso è caratterizzata sia dagli arrivi che arrivano dalla Sicilia, quindi via mare, sia dalla rotta balcanica. Ho ribadito al sottosegretario che Treviso si sta occupando dei rifugiati politici dell'Afghanistan, sta facendo fronte all'emergenza ucraina. Abbiamo ancora dei ragazzi provenienti dall'Africa all'interno della caserma Serena, e soprattutto dobbiamo far fronte all'emergenza trevisani e veneti. Famiglie e attività economiche alle prese con caro energia e inflazione alle stelle. Molteni, fa sapere Conte, si farà portavoce di questo profondo disagio. Ha preso atto delle difficoltà che tra l'altro ben conosce, perché sono difficoltà che caratterizzano un po' tutto il paese. Mi ha garantito che c'è un impegno da parte del governo di andare a ridiscutere a livello europeo, come abbiamo visto anche con le conseguenti tensioni con la Francia, la ridistribuzione di questi migranti. Conte è cauto di fronte alla richiesta delle categorie economiche di regolamentare i flussi d'ingresso per poter attingere agli stranieri come forza lavoro. Tutti coloro che hanno necessità e hanno il diritto di essere aiutati vanno aiutati, e poi possono essere certamente anche essere inseriti nel mondo del lavoro. Ricordo però che, e qui forse un ragionamento anche da parte dei nostri concittadini, c'è tanta gente che ha bisogno di lavorare, e forse se serve fare dei sacrifici lo dobbiamo fare un po' tutti. Trento e Canazei sono pronti a rimuovere il divieto di accesso al ghiacciaio della Marmolada e impianti sciistici verso l'apertura. Il ghiacciaio della Marmolada, nella parte in cui si sviluppano le piste, sarà nuovamente accessibile. Il Dipartimento di Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento ha chiuso il documento relativo alla sicurezza dell'area e dopo una verifica degli uffici comunali di Canazei sarà adottato un nuovo provvedimento che sospenderà in tutto o in parte l'ordinanza di agosto che vietava l'accesso al ghiacciaio dopo il distacco del Seracco che il 3 luglio scorso causò la morte di 11 alpinisti. C'era apprensione fra gli addetti ai lavori. Ieri l'ultima presa di posizione dal versante bellunese si era concretizzata
in una doppia missiva indirizzata al Consorzio Dolomiti Superski, in cui si denunciavano con preoccupazione i danni causati dalla forzata chiusura del sito, non solo per lo sci ma per l'intera filiera turistica. Quando si parla appunto di sicurezza, penso che le difficoltà nel prendere una decisione di eventualmente sospendere questo divieto sono sicuramente molto importanti e c'è chi deve assumersi questa responsabilità. Il presidente del Dolomiti Superski si era detto pronto da subito a far sentire la propria voce, ritenendo che fosse indispensabile ascoltare la società Marmolada SRL. Loro vivono giorno per giorno, 365 giorni all'anno, il ghiacciaio, vivono il loro costone e possono dare un utile contributo almeno alla formulazione di una decisione. Oggi ricordare a Trento cosa sia il Dolomiti Superski e cosa rappresenti per il turismo di qua e di là della Regina delle Dolomiti appare superato. Scongiurato il rinvio della stagione, la notizia è stata accolta con sollievo dal sindaco di Roccapietro Andrea De Bernardin. È una grande notizia per noi, la davamo però per scontata perché pensare ad una montagna chiusa perennemente va contro ogni buon senso. Il contenuto del nuovo documento elaborato dalla Protezione Civile Trentina, su cui si baserà la nuova ordinanza comunale di Canazei, tiene conto non solo dell'abbassamento delle temperature, ma anche delle mutazioni del ghiacciaio e delle nuove spaccature che si sono formate nel corso dell'estate. Individuata anche una zona particolarmente delicata del ghiacciaio che in estate, se dovessero verificarsi alcune condizioni, potrebbe essere chiusa. Ed ora la vicenda dell'influencer che si è fatta togliere le tube per non rimanere incinta e che sta facendo polemica. Tra le prime cose che ha raccontato, spiegando la sua scelta, è stato il numero esorbitante di rifiuti da parte dei medici che non la volevano operare. La storia di Francesca Guacci, la fit influencer di Massanzago, che a 23 anni si è fatta asportare le tube per non rimanere incinta, sta creando non poche polemiche. A spiegare il perché delle posizioni dei medici che hanno rifiutato l'intervento è il ginecologo Gianfranco Iorizzo, coordinatore nazionale del Comitato Percorso Nascita del Ministero della Salute e responsabile del servizio di medicina prenatale dell'USL 6 Euganea. L'obiettivo del nostro Servizio Sanitario Nazionale è quello di migliorare le condizioni di salute dei pazienti, migliorare le condizioni di salute qualora compromesse. Nel momento in cui il paziente accede a noi gli cerchiamo la miglior via mantenendo fede alla demedicalizzazione, cioè riducendo interventi chirurgici e atti terapeutici, e quindi se ci viene chiesta la pianificazione familiare noi prima spieghiamo in modo consapevole, soprattutto a una giovane ragazza, che esistono i primi metodi che sono il conto dei giorni, il test del muco, c'è la pillola anticoncezionale, c'è l'anello vaginale, c'è il cerotto, c'è la spirale. Oltre ai numerosi metodi contraccettivi a disposizione c'è anche un aspetto di appropriatezza. Uno dei criteri per essere sottoposti all'intervento di rimozione delle tube a scopo contraccettivo è anche l'età della persona, che va dai 35 anni in su. Per arrivare all'intervento chirurgico noi ci arriviamo se hanno dei criteri di eleggibilità che devono essere intanto un'età materna, che abbiamo posto, le società scientifiche da ormai 30 anni l'hanno identificata intorno ai 35 anni, aver avuto uno o più figli oppure essere stati sottoposti a uno o più cesarie, allora lì è indipendente dall'età materna. Altrimenti ci sarebbe un accesso indiscriminato perché comunque ha i suoi rischi e benefici e la parte chirurgica non solo di questa regione ma di tutte le regioni italiane ha una serie di priorità che prima sono interventi oncologici, poi gli interventi di emergenza e poi ci sono questi che vengono chiamati interventi elettivi. Figli. E questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. L'autunno si fa sentire, una perturbazione in transito sul nostro territorio porterà qualche pioggia. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 16 novembre. Sul Veneto cielo nelle prime ore molto nuvoloso o coperto. Avremo precipitazioni a carattere sparso nella prima parte della giornata, poi in diminuzione con il passare delle ore e nel pomeriggio non si escludono anche delle schiarite soleggiate. Temperature senza particolari variazioni, minime tra 4 e 9 gradi, massime invece comprese tra i 12 e i 14 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà anche qui in genere coperto con piogge piuttosto diffuse, localmente abbondanti, anche intense sulla costa e sul Carso. Probabile cessazione dei fenomeni nel tardo pomeriggio sera.
Temperature minime sui 5-12 gradi, massime intorno ai 13-14 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà per lo più nuvoloso con deboli precipitazioni, nevose oltre i 1800-2000 metri circa. Migliorerà poi nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.